Si è giocata la terzultima giornata del campionato di Serie D Girone I. Il Città del Cireale ha pareggiato con il Real Casalnuovo per 1-1, mentre il Città di Sant'Agata è andato a pareggiare a Gioia Tauro con la Gioiese per 2-2. Brutta sconfitta del Canicattì per 5-0 sul campo del Reggio Calabria e il ritorno della vittoria delicata a Ragusa e contro il Ragusa per 2-0 grazie ad una doppietta dell'agrigendino Riccardo Rotulo. La Novegea si imposta sull'Ocri per 4-0 e il Portici è andato sotto in casa con il Trapani per 0-5, mentre la Vibonese è andata a vincere a San Luca per 1-0. Ricordiamo che il San Luca sarà il prossimo avversario dell'Agregas domenica prossima. Infine il Siracusa si imposto sul Castrovillari per 3-1. Hanno riposato San Cataldese ed Acregas. Intanto la prossima stagione di Serie D Gironei si arricchirà di altre due squadre siciliane, tra l'altro vicine di casa. Ritornano in Serie D infatti sia Enna che Nissa e quindi saranno 6 derby in un raggio di pochi chilometri che richiameranno sugli spalti migliaia di tifosi. A darsi battaglia saranno le vicine di casa, Acregas, San Cataldese, Canicattì, Nissa, Enna, Licata, oltre le siciliane a Cireale, Sant'Agata, Ragusa, Novegea, Virtus e Siracusa. Chiaramente i tornei non sono affatto conclusi e chissà che magari attraverso i playoff non possano esserci altre promozioni che vedranno nascere di partenza squadre come Pro Favara, Paternò ed altre ancora. È un augurio che noi facciamo a tutti i club siciliani. Dunque, ad un paio di giornate dalla conclusione del torneo di Eccellenza, la Nissa accede in Serie D matematicamente dopo 11 anni, vincendo di misura con il Castelbuono. Grande festa sugli spalti e congratulazioni per il tecnico Nicolò Terranova e il DS Ernesto Russello, ex dell'Acregas, alla loro seconda promozione di fila. Vince facile la Profavara con il Casteldaccia, mentre lo Sciacca va a pareggiare a son di reti sul campo dell'Accademia Trapani. Profavara di diritto va ai playoff, mentre per la griglia finale occorrerà attendere l'esito delle restanti gare. Anche l'Enna approda in Serie D dopo 34 anni, con 2 giornate di anticipo e con ben 9 punti di vantaggio sul Paternò. Dopo un inizio un po' complesso ed equilibrato ed un cambio propedeutico di allenatore, infatti al posto di Salvatore Utro è subentrato l'esperto Giovanni Campanella. La compagine gialloverde ha incanalato la strada giusta e vincendo sul campo di Brolo contro la Rocca Acquedolcese. A Brolo i tifosi ennesi hanno festeggiato nel momento in cui Randis ha portato in vantaggio la propria squadra, ma la vera festa sarà al Gaeta domenica prossima contro l'Imesi Atletico Catania.